Presidente della Repubblica che nella vicenda che mi ha riguardato, se vi ricordate, mi ha difeso, è sceso in campo Cossiga per difenderlo, ha avuto delle dichiarazioni molto lusinghiere e io l'ho ringraziato, ma adesso non gli ho risparmiato nulla, perché ce n'è pure per lui e parecchio, perché io ringrazio Cossiga per quello che ha fatto, ma io, come dice Cossiga, non ho mai chiesto nulla per quello che ho fatto, e lui ancora si stupisce dopo 20 anni, come io non abbia mai chiesto nulla, come lui non mi abbia mai visto bussare alla sua porta o alla porta di altri potenti per avere chiesto il conto o ricattato qualcuno per le cose che io avevo o che custodivo nel mio archivio, perché a me mi hanno accusato delle cose più assurde, però dalle mie indagini non è mai uscita un'intercettazione telefonica, una vicenda di vita privata. E voi pensate che in 25 anni di intercettazioni, di tabulati eccetera, io non abbia mai visto trans, non abbia mai visto gay, non abbia mai visto escort, perché ora c'è questo grande riferimento, diciamo, non abbia mai visto cocaina, no, c'è stata, ma non è mai uscito nulla. Io non ho mai utilizzato i segreti delle indagini per gossip politico o per attività giornalistica, per colpire avversari o nemici, perché io non ho mai avuto né avversari né nemici. Io ho avuto come compito e come meta solo l'accertamento della verità e l'affermazione dei principi di giustizia, per cui sono state utilizzate tutte le intercettazioni, tutti i tabulati e tutti gli elementi che erano utili a affermare l'innocenza o la colpevolezza di un imputato. Mai sono state utilizzate queste cose come armi per colpire qualcuno. Io ho sempre avuto il grande rispetto di chiunque, del peggiore dei criminali, del peggiore degli assassini, ed è per questo che ho rifiutato la scorta tutte le volte che mi è stata imposta, ed è per questo che io cammino disarmato, a testa alta, senza nessuna paura, perché i miei nemici non usano i Kalashnikov, non usano l'esplosivo. I miei nemici mi hanno voluto colpire e fare fuori con altri mezzi, con altri strumenti forse più subdoli degli esplosivi e delle armi. E contro questi strumenti e contro questi nemici il risultato di questo libro è un punto di arrivo. E anche la semplicità con cui è stato concepito il linguaggio e l'argomentazione, l'esposizione, come fosse quasi un libro giallo, partendo proprio da quell'episodio che rappresenta quasi il momento del rinvenimento del cadavere, per capire poi, fino all'ultima pagina, come e perché si è tentato di fermare un uomo semplice, normale, conduceva una vita, credetemi, assolutamente normale, tranquilla, che non si è mai messo i grilli per la testa e che non si rimetterà nemmeno adesso, ma che adesso si è reso conto che deve portare a conoscenza di quanti hanno interesse a capire e a conoscere che cosa è accaduto nella storia d'Italia negli ultimi 20 anni, fatti assolutamente inediti. E fra questi fatti inediti c'è la spiegazione di questo traghettamento tra la prima e la seconda Repubblica, con le dimissioni di Cossiga, con la strage di Capaci, preceduta dall'omicidio di Salvo Lima del 12 marzo del 1992, con la strage di Via D'Amelio, con l'omicidio di Ignazio Salvo, esattore siciliano, amico del gruppo e di Andreotti, con le stragi del 1993 e con la formazione del partito di Forza Italia, con l'appoggio dei boss mafiosi al partito di Forza Italia e con l'avvento al potere di Silvio Berlusconi. Ecco, quindi questa la sintesi sostanziale che accompagna la genesi di questo momento storico degli ultimi 20 anni, in cui Berlusconi ha finito per ultimo per fagocitare il partito di Alleanza Nazionale, acquistando materialmente come se fossero dei buoi i singoli parlamentari, che hanno lasciato solo il loro leader, il presidente Fini, il quale, in un rigurgito forse di dignità, a microfoni spenti o a microfoni lasciati accesi, adesso vedremo pure che cosa è successo, al premio Borsellino ha profferito quello che voi avete sentito. E io voglio parlare di questo premio Borsellino, perché fortunatamente ci sono argomenti di data certa, con fatti di data certa che chi è in rete già conosce, che possono farvi capire tante cose. In quella manifestazione in cui c'era il nostro amico e gli altri che sono qui a Palermo,
Saverio si ricorderà che c'era fra di noi tale Leo Nodari, lo ricordo? Perfetto. Che veniva, che stava organizzato questo premio Borsellino a Pescara, insomma, uno che viene, che si sale Monte Pellegrino, che non è stata un'impresa facile, tra l'altro Leo Nodari ho visto che insomma era abbastanza robusto, quindi. E si presenta, abbraccia Salvatore Borsellino, uno presenta Salvatore Borsellino, quindi io ho motivo di credere che sia una persona che organizza il premio Borsellino da un sacco di anni. Io per la verità ancora non avevo consultato che avevano dato pure il primo Borsellino a Mancino, per la verità, se no ovviamente poi mi sono accorto dopo anche di questo, ma sono bello. E mi invita per tenere 3 sessioni in paesi diversi, in posti diversi di questo premio Borsellino. Io gli do l'adesione, ovviamente, avevo fatto i biglietti ed era pronto per partire per andare a questo premio Borsellino. Qualche giorno prima in rete sento delle proteste dei ragazzi che si erano organizzati e che contestavano il fatto che fosse stato invitato Mastella al premio Borsellino. Io non ci volevo credere, Mastella invitato al premio Borsellino, cioè è come invitare il diavolo in chiesa, insomma, cioè, uno può invitare chiunque, ma non Mastella al premio Borsellino, con tutto il rispetto. Mastella poteva andare al matrimonio a fare il compare di Campanella, non so se sapete chi è Francesco Campanella. Francesco Campanella è l'ex presidente del Consiglio Comunale di Villabate, uomo illibato, stimato da tutti, amico di carabinieri, amico di politici. Questo diceva il Padre Nostro quando apriva il Consiglio Comunale a Villabate, organizzava puntualmente ogni 23 maggio la commemorazione di Falcone. In occasione dell'ultima aveva pure dato la cittadinanza onoraria a Raul Bova solo perché impersonificava il personaggio del capitano Ultimo nella fiction televisiva sul Capo dei Capi, quindi insomma una cosa sulla cattura di Rina, quindi importante, quindi Ultimo importante pure Raul Bova, quindi attraverso queste icone, diciamo, della lotta alla mafia, che dimenticano a fare la perquisizione del Covo, noi andiamo a dare una dimostrazione di antimafia. Questo, fra le altre attività, diciamo, che faceva, si è occupato, per chi non lo sapesse, di confezionare la carta d'identità falsa con la foto vera al nome del signor Troia, che era esistente, la foto di Bernardo Provenzano, la carta d'identità del signor Troia, con la quale Bernardo Provenzano è potuto andare a Marsiglia, all'estero, a farsi operare alla prostata. Perché Bernardo Provenzano, che ben conosce i primari medici di Palermo, che aveva fatto nominare lui per il 99% dei casi, figuriamoci se si faceva operare da quei medici, perché sapeva benissimo che moriva, insomma, per mano dei medici, non certo per mano dello Stato o della mafia. E quindi se n'è andato a Marsiglia e tra l'altro si è fatto pure pagare dalla USL, perché ha fatto la pratica con la USL, che gli ha pure rimborsato e ha sostenuto, non ha nemmeno pagato il ticket, perché il signor Troia aveva pure l'esenzione del ticket, quindi hanno preso la carta d'identità di uno per cui non doveva nemmeno pagare il ticket per l'intervento. E questo l'ha fatto tutto questo signore, che dallo sviluppo dei tabulati aveva non so quante migliaia di contatti telefonici con Mastella e con sua moglie, perché era di casa, andava a casa di Mastella, dormiva a casa di Mastella, mangiava a casa di Mastella, e Mastella era stato compare di nozze di Campanella. Per non sbilanciarci, per non dispiacere a nessuno, l'altro compagno di nozze all'altro lato era Totò Cuffaro e signora, quindi diciamo c'era l'enclave al completo. Come lo scopro Campanella? Io lo scopro Campanella quando facciamo le indagini sulle talpe alla DDA di Palermo, personale, carabinieri del Rosso che mettevano le microspie ai mafiosi, tipo il dottor Buttadauro, che era un capomafia di Brancaccio, vedi, sempre Brancaccio c'è di mezzo, c'è il quartiere di Graviano, mettevano le microspie la mattina e poi la sera le andavano a togliere, ecco, così gli dicevano, si vendevano i risultati delle microspie, gli dicevano là ci sono le microspie. Casualmente cosa è capitato? Che nelle valle ne è rimasta una inserita nel salotto, perché quella non sono riusciti a togliere, pensavano di averle tolte tutte, perché erano una decina nelle varie parti della casa, e gliene è rimasta una sotto accanto nella presa della luce vicino al divano del salotto. Quindi questo a casa sua era tranquillo, anzi lo diceva pure, io l'ho tolte le microspie, perché l'abbiamo detto, e quindi parlava tranquillamente. Con chi parlava? Con un medico, il dottor Miceli, che era assessore dell'UDC a Palermo, del figlio di Cuffaro, che si doveva candidare e che Buttadauro aveva indicato come candidato alle elezioni regionali nella lista di Cuffaro, e quindi praticamente Buttadauro decideva le sorti
del partito dell'UDC, degli altri partiti, Forza Italia, elezioni, eccetera,